Lisander, ci spieghi un po' il perché di questa iniziativa e che cosa contiene? Sì, forse devo fare una introduzione più generale, perché questo è un tuchel di una strategia. Mi partissi dall'idea che revitalizzazione linguistica, cioè fare in maniera che la lingua la resta viva, allora di tecnicamente una roba precisa. Significa che gadano in tutto il mondo i persone, i studiosi e i politici che fanno politica di revitalizzazione linguistica di una lingua che le andrà a morire, come il milanese, il briançais, il lombardo in generale e tutte le lingue regionali d'Italia, che andrà a morire, non è mica vera che stanno bene, andrà a morire. Allora di Dumas una roba fa politica di revitalizzazione linguistica, tecnicamente, che è un obiettivo preciso. Se no che l'obiettivo è tutto il resto al servizio a nigut, che fa di maniera che i mam e i non e i nonni che insegnano a parlare ai figlini in età prescolare, tra 0 e 6 anni, soprattutto, ma dopo anche in 10 anni, a 3, che è una capacità del linguaggio che fa sì che il figlio, come noi, imprende la lingua in maniera naturale. Mi pare quasi che sia una roba difficile insegnare ai figli una lingua, in realtà è una roba naturale, spontanea, istintiva. Ecco, invece il libro? Allora, questo qui al servizio, lei è un tuchel da quella strategia qui. Perché? Per fare in maniera che la mamma e la nonna che insegna la lingua al figlio, bisogna fare in maniera, in fin di cui, che la lingua la sia percepita come un qualcosa che la servisce per la vita del figlio, per la sua realizzazione sociale. La deve avere un valore economico e sociale. Nella nostra società del DDC la scrittura è importante, la funzionalità di una lingua la si misura anche dalla capacità. Ecco perché è Callibar. È una parolina magica che si chiama bilinguismo, che è la roba più civile del mondo, che dice, dalla crapa di una persona può stare 2-3 lingue, 2 lingue del franc, del sicuro, che stanno. Allora si può cominciare fin da figlio a insegnare al fiulin l'italiano e il lombardo. E che il fiulin che minga Dumas che avrà minga problema a parlare l'italiano, perché l'è negata la psicolinguistica moderna. Lei è una falsità, questa qui è una bugia. Ma addirittura che la persona lì la sarà facilitata in degli imprendimenti di lingua foresta a scuola. I nostri figli che parleranno Dumas l'italiano faranno fatica più da noi a imprendere il francese, l'inglese, il cinese. Questa è un'indicazione molto interessante. Ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e riprendiamo subito. Eccoci ancora con la Parlere in studio a parlare di dialetto e in dialetto. Brasca rigorosamente va avanti questa mattina perché dice mi avete chiamato qui per parlare in dialetto e parla in dialetto. E mi pare giusto. Posso parlare anche in italiano, se in italiano. O puoi parlare francese, non c'è problema. No, ma il... Dentro sono quanti brani? Des chansons che incantà in un mese d'os di dialetto della Lombardia, che è un'operazione artistica. Mi dici i reus, ma in canzone dici le reuse. Le reuse è un po' una maniera che gana a Bressa e a Lot, no? È una roba più orientale, ma che è anche a Lot, che è dal momento che è un sistema linguistico, un continuum, si dice, la Lombardia, ma anche a fuori dalla Lombardia. Milano è sempre stata la città più grande, quella che ha cambiato in maniera di parlare prima di altre città. E allora, io che in cosa, ad esempio, a Milano si dice, però restano a Bergamo, a Brescia o a Sundri. Per esempio? Per esempio, fino a Dis. A Bergamo dicono le cia, dicono no piange, no? Invece a Bergamo dicono pians anche, le cia, ma ti avete a guardare in dal cherubino, e che milanese piangere Lucia. Chi è che dice Lucia a Milano? Che quello che dice. Perché? Al verdì che tra Bergamo e Milano è una differenza diacronica, si dice, storica, che è una parola che è andata via per tanti ragioni e l'è restata. Al baguette, cos'è il baguette? Strumento, è una parola bergamasca, tirati sul cherubino, baguette. Sacca de pelle, de can o de cabra, quel che è, che doveva venire sul lac de Com
per far sta su i reti. È francese, no? baguette. Ma la baguette è le lombarde, mica una francese. Assumei al francese perché è tanti radici antichissimi insieme a questi francesi. Un altro esempio, io ascolto una canzone che ho sentito bellissima, il Mantuan della Ornella Fiorini si chiama. I Bartavei, cos'è i Bartavei? Dice, è una parola mantuana, per forza, il mantuano è un'altra lingua, parlano diversamente, trovate sui cherubini, milanese, Bartavei, in i red che dovevano per ciapai usei, cacciatori. Baltravei. Per ciapai pes. Per ciapai pes, là che il fiume è inabituato a pronunciare quella parola lì perché la dovevano dire, a me paese che era anche mica dei fiumi dell'arte. E mi dice, quella lì è una parola mantuana, mica vera, è una parola che era, ma da noi che noi parlo un po' la nostra lingua, e parlo un duma con la mamma, il papà, il nonno, e con quattro persone i parole che ti non abbiamo i confronti con il resto.